Grandi manovre in vista delle regionali e l'allontanarsi della scadenza elettorale, che probabilmente verrà posticipata al 7 giugno, lascia più tempo alle forze politiche per organizzare alleanze, approntare liste e decidere finalmente chi sta con chi. Nel centrodestra c'è il nodo aperto di Forza Italia, con la frattura interna dietro l'angolo. L'accordo con la Lega non è stato ancora siglato ed una parte degli azzurri sarebbe pronta ad appoggiare Tosi, nonostante l'ottimismo di Zaia. Siamo fiduciosi, dopodiché se sono rose fioriranno e si tratta comunque di attendere ancora magari qualche giorno o una settimana per capire se si trova la quadra, come si dice, sulle progettualità, ma penso si trovi. E così una settimana in più di campagna elettorale arriva come una manna per concedere nuovo spazio alle trattative, soprattutto per chi, come Flavio Tosi, è appena sceso nella competizione. E qui entra in scena, a sorpresa ma neanche troppo, la lista Razza Piave, creata a Treviso da Leonardo Muraro e Mirko Lorenzon per le provinciali del 2011. Allora si presentò con la Lega e prese il 12%, mal digerita da sempre dal Carroccio. Ora la lista, assieme ai due promotori, sembra voler seguire la luce del faro e sbarcare a sostegno di Tosi. È una scelta molto sofferta che deve essere valutata attentamente. Adesso ritorna in auge anche il problema di una lista autonomista come Razza Piave, che ricordo è una lista credo molto apprezzata e richiesta da tanti candidati. Già, una bella dote di voti che ora fagola a molti in tutti gli schieramenti, tranne che alla Lega, decisa a regolare le beghe interne una volta per tutte. Io non mi occupo della lista degli altri, ognuno fa la lista che vuole. Noi vi stupiremo con effetti speciali perché abbiamo già le nostre liste. Tosi intanto ringrazia ed incassa l'appoggio degli scontenti nel centrodestra, puntando tutto su una coalizione di liste civiche. Sì, perché sono quelle più legate al territorio, sono molto più lontane dai partiti romani e molto più vicine alle comunità locali. E cosa di più legato al territorio di una lista che si chiama Razza Piave? Sicuramente Razza Piave è una civica che è fortemente riconosciuta ed apprezzata nella zona del Veneto orientale.